Scrivo la musica leggendo la sceneggiatura, quindi è come se il mio meccanismo di scrittura fosse in grado di scaturire dalla lettura di un testo, come se leggessi un libro. E questo mi dà una libertà molto maggiore rispetto alle immagini e in più mi permette di evitare un metodo di scrittura di commento, come invece siamo abituati. Il nostro cinema ha una tradizione ormai secolare di musica scritta come accompagnamento e io credo che quello sia proprio, come dire, un mondo ormai già chiuso, codificato e ormai tranquillamente archiviabile, e credo che sia necessario raccontare i nostri tempi attraverso altri modi e io ne sto cercando, insomma, ecco. Tanto che molto spesso quando il film viene girato, durante le riprese nel set c'è già la musica e spesso girano utilizzando anche la musica. Questo dà poi dei grandissimi vantaggi in fase di montaggio dove la musica già esiste. Poi chiaramente la musica viene modificata, sistemata, riadattata, distrutta, però comunque diventa un punto di partenza. Mi piace pensare all'idea di portare della musica al cinema e non di fare della musica per il cinema. Poi ci sono altri modi, altri meccanismi per cui la musica trova dei punti di riferimento, dei punti di contatto nella narrazione, nella drammaturgia del film. Però questo dal mio punto di vista non deve succedere vedendo le immagini, ma deve già succedere prima, in fase di sceneggiatura. Di solito i registi mi chiamano perché apprezzano quello che faccio. Di solito è così. Quindi poi non so che si aspettino, di solito chi mi chiama si aspetta che io faccia quello che mi sento di fare. Mi ritengo anche molto fortunato in questo, nel senso che lavoro facendo esclusivamente quello che mi piace. Mi rivolgo allo Stato, mi rivolgo agli inquirenti. Io vi chiedo di identificare e di castigare esemplarmente tanto gli esecutori come i mandanti, perché anche questa volta essi non rimangano, specialmente i mandanti, in una sconfortante indeterminatezza. C'è un meccanismo completamente empirico dove procedendo nel lavoro ci si rende conto di cosa è meglio fare in quel momento lì e questo potrebbe davvero contraddire tutti i piani preparativi fatti fino a quell'istante, però questo è anche il bello di questo modo di lavorare. In un'etica e anche in un'ottica totalmente punk, cioè proprio del do it yourself, io registro, mixo, produco e curo tutto quanto il mio lavoro. Non ho nemmeno un assistente, mi piace lavorare da solo da quel punto di vista lì, perché poi tutto l'aspetto tecnico ha una valenza creativa molto forte. Posso fare dei brani anche soltanto con un mixer e quindi è necessario che questo non venga delegato da altre persone, altrimenti diventerebbe un processo meccanico che è lontano dal mio modo di scrivere la musica. Sono un chitarrista, però poi suono tantissimi altri strumenti, dal pianoforte ai sintetizzatori, e poi scrivo molto per violoncello e in generale per gli archi e quindi mi piace pensare a tutti questi strumenti. La prevalenza c'era sempre la chitarra fondamentalmente, però scrivo anche molto per il violoncello che è una sorta di alter ego della chitarra. Sto facendo diverse cose, sto remixando il nuovo album dei Sonic Youth, sto
lavorando ancora con la Societas Raffaello Sanzio per uno spettacolo che si chiama Ingiuria, e sto preparando il mio nuovo album, per cui insomma ci sono molte cose che si stanno muovendo. E poi oltre a questo sto facendo un lavoro al teatro con Elio Germano, che è una rilettura del Viaggio al termine alla notte di Céline, che è uno spettacolo che sta avendo davvero un bel successo, di cui sono molto contento, e tra pochi giorni staremo una settimana di fila al Teatro Astra a Torino per una settimana per presentare questo progetto. Per cui insomma ci sono molte cose che si stanno muovendo.